per avermi invitato. Considero sempre un grande onore quando parlo davanti agli artigiani, perché mio nonno lo era, e chi vive, diciamo, familiarmente la storia dell'artigianato ne rimane sicuramente impressionato per tutta la propria vita. Cercherò di dare un attimo visione di quello che potrebbe essere oggi la sfida in termini di formazione e di apprendimento, perché spesso noi ce lo siamo scordati, ma l'artigianato era considerato in passato uno dei mestieri più nobili e più ricercati per i propri figli. Rousseau, nel libro famoso dell'Emilio, faceva parlare una donna e veniva chiesta a questa donna: quale mestiere per mio figlio è artigiano, perché l'artigiano era l'unico che aveva per Rousseau la condizione che gli faceva onore nel tempo, cioè possedeva il proprio strumento, la propria ricchezza. Questo purtroppo nel tempo è cambiato e oggi, se ci interroghiamo su quali processi formativi sono di interesse per l'artigianato, dobbiamo anche chiederci che l'Italia ha passato, solo lei forse, ancora più di altre nazioni, un periodo dove l'artigianato è stato considerato la serie B della forma della conoscenza. Ricordo che la riforma Gentile è stata una riforma che ha fortemente diviso la conoscenza del sapere affidata ai licei a quello che era invece l'avviamento al lavoro e con esso attraverso l'apprendistato. In Italia abbiamo vissuto questa diatura culturale che ancora oggi viviamo, e lo vediamo soprattutto anche secondo un'ultima ricerca fatta dal CEDEFOP, a cui tutti però i ragazzi in Europa hanno chiesto quale lavoro volete fare nel futuro. Ebbene, hanno individuato su tutti i lavori possibili solo 10. E in questi 10 non c'era logicamente alcuno che poteva assomigliare a un lavoro più prettamente artigianale. Ma la storia dell'artigianato ha radici profonde, ha la radice in Platone, che chiamava demiurgo colui che lavorava a favore del popolo, ha le radici nel 1400 delle corporazioni in grado di coniugare lo sviluppo dell'artigiania con lo sviluppo della società, ed ha anche radici profonde in quello che è un famoso filosofo pragmatista americano, che è John Dewey, che affermava che l'uomo è definito come l'animale che usa strumenti, che inventa strumenti, facendo notare che l'uomo apprende nel momento che sa utilizzare la mente insieme alla mano, perché la scoperta è figlia di questa capacità di dialogo tra la mano e la mente. Vi ricordo che in Italia c'era la Montessori, che faceva della manipolazione uno degli strumenti di cognizione più importanti. Questo nel tempo è venuto meno, e questo è il motivo per cui spesso c'è nella mente dei nostri giovani una differenza tra chi lavora con le mani e chi lavora con la mente. In realtà oggi la vera sfida credo che sia quella della metamorfosi, giustamente, e la metamorfosi è una metamorfosi anche cognitiva, perché la linearità con cui noi abbiamo pensato l'artigianato si sta modificando. E si modifica nella misura non solo in cui siamo immersi dentro un ecosistema digitale, ma si modifica proprio in ordine alla parola che ho detto prima, l'artefatto. L'artefatto cos'è? È lo strumento, il cacciavite, la piala, il martello, pensato nell'uomo per essere più efficace nel proprio lavoro. L'artigiano ha inventato tanti artefatti. L'artefatto era la prosecuzione della mano per essere ancora più bravo. Oggi l'artefatto diventa un artefatto digitale, cioè abbiamo un artefatto che modifica il processo di conoscenza, non solo il processo di azione. E questa idea di artefatto digitale modifica in modo profondo non solo la postura e l'apprendimento di chi produce oggi artigianato, perché la postura del manufatto, dell'artefatto digitale porta ogni persona, come posso dire, a modificare la struttura della propria conoscenza nel mentre che lo usa. L'artefatto libera risorse,
che una volta era in capo all'azione stessa, esternalizza alcune funzioni ripetitive, modifica addirittura la percezione corporea dell'ambiente, ripianifica le attività che noi consideravamo in una certa sequenza, modifica le relazioni con cui noi costruivamo precedentemente gli artefatti. Questa è una cosa che modifica non solo pertanto l'azione dell'artigiano, ma un pochino modifica i processi di cognizione. Oggi si parla di automazione cognitiva, si parla dell'uomo che usa interfacce digitali, ma l'utilizzo dell'interfaccia digitale oggi non è quella che già esisteva negli anni 80 e 90, perché è sempre esistita. La differenza è che l'artefatto oggi digitale non è solo informazione. L'artefatto digitale oggi porta a modificare lo spazio di azione. E lo spazio di azione è l'ambiente entro cui il fare artigianale ha trovato sempre la propria produttività. Cambiare lo spazio di azione, in poche parole, vuol dire che noi, modificandoci attraverso un artefatto digitale, modifichiamo il senso, il perché e il come stiamo operando. Per questo vi faccio una nota, che quando noi utilizziamo un tablet per poter poi lavorare nel digitale, noi che cosa facciamo? Anticipiamo l'azione nella nostra mente, la simuliamo all'interno dello spazio digitale, facciamo un'inferenza sulla modificazione che lo spazio digitale ci trasmette in termini di informazioni aggiuntive e quindi operiamo. L'azione artigianale aveva un inizio, uno strumento e un fine. Oggi l'azione dell'artigiano ha un rimando continuo con l'artefatto digitale e l'artefatto digitale quindi sullo strumento finale. Questo modifica profondamente la cognizione dell'uomo, perché ogni volta che noi ci misuriamo con un'interfaccia digitale modifichiamo la cognizione con cui noi utilizziamo quello strumento. È come se aprissimo sempre nuovi mondi che ci restituiscono informazioni su cui noi stiamo misurando la nostra azione. Quindi, sempre in termini di cognizione, oggi operare nell'artigianato vuol dire operare, come in molti lavori, dentro una complessità informativa. E come operiamo con la complessità informativa? Possiamo immaginare che abbiamo il tempo di operare con una cognizione approfondita su tutti gli aspetti? No. L'uomo, come ha sottolineato Bertot in Francia, non arriva mai ad avere un'idea totale di quello che sta facendo. Noi spesso prendiamo una decisione prima di avere la conoscenza completa di quello che stiamo facendo, altrimenti la realtà ci supera. Se noi dovessimo spendere il tempo per avere tutte le informazioni per poter prendere la decisione migliore, la decisione sarebbe già passata. Questa è una cosa importante, perché capite che è un elemento che rivoluziona la struttura del pensiero. Ultimamente l'OCSE ha riportato il quadro europeo dell'apprendimento dicendo esattamente la stessa cosa. Non basta più fare azione e riflessione, cioè quel rimando tra struttura cognitiva, sapere, pratica e risultato, e riflessione sugli stessi. Oggi l'uomo si trova in prima istanza a lavorare con l'anticipazione o la previsione, perché la complessità lo immerge in una situazione in cui lui deve prendere una decisione, deve prendere una posizione, in continuazione per poter fare azione e riflessione. Allora, in termini formativi, questo apre una grande difficoltà, perché fino ad oggi abbiamo lavorato su processi di azione e riflessione, e l'anticipazione come entra nel processo di apprendimento. Bergson ha definito 3 livelli di apprendimento. Il primo livello di apprendimento è la modificazione del comportamento della struttura cognitiva derivata da un risultato. Noi facciamo qualcosa, otteniamo un risultato e capiamo come modificarlo. Su questo ci abbiamo creato 50 anni di scuola. I primi 50 anni della nostra scuola sono stati creati sotto un'idea che noi potevamo controllare attraverso il risultato se l'operato era giusto o sbagliato.
Poi è arrivato il secondo modello di Bezzo, il modello che ci ha immerso in una sorta di complessità sistemica. Non bastava avere la capacità di modificare la cognizione verso un risultato, ma dovevamo essere flessibili nell'utilizzare l'apprendimento rispetto a diversi risultati contestuali. Allora si è parlato di habitus mentale, l'attitudine, la forma mentis, le competenze. Le competenze entrano in questo momento dell'apprendimento, perché ci portano a modificare la struttura cognitiva in ordine ai diversi risultati a cui siamo chiamati ad operare. Ma questo è andato bene fino alla fine di questo secolo, dove la linearità nella diversità, nella complessità era controllabile. Oggi i nuovi sistemi, che ho prima definito, richiedono una velocità della discontinuità. Questa è la grande sfida in campo educativo. Cioè, noi abbiamo creato 50 anni di scuola per essere flessibili nella cognizione, oggi bisogna destrutturare quella flessibilità se vogliamo ritornare ad essere flessibili. Cioè, bisogna avere la possibilità, la capacità per ogni ragazzo di decostruire e ricostruire le proprie strutture cognitive al variare delle informazioni a cui lui accede. Questo ha dei risvolti, ecco, anche in senso pratico-didattico. Sicuramente la possibilità di non considerare la cognizione in una logica lineare, ma bisogna lavorare sulle attività di previsione. Questo lo dico perché spesso noi licenziamo studenti poi incapaci di leggere le situazioni, non di non sapere un determinato struttura di dominio specifico, ma non sanno leggere le situazioni. Queste situazioni vanno lette avendo cura di saper lavorare sulla capacità di previsione. Come si fa? Ecco, qui, visto che l'avete chiamato, riporto alcuni suggerimenti di Revoltella, perché poi ha lavorato su queste categorie. Oltre, lui dice, bisogna lavorare sulla capacità di semplificazione del complesso, sulla categorizzazione, quindi sull'analogia e sulla metafora con cui noi leggiamo una condizione complessa, su questa fare delle correlazioni e arrivare a quello che è chiamato lo transfer più cognitivo, cioè la capacità di lavorare per sostituzione e analogia. Questo permette una maggiore percezione della complessità, attraverso però non più la didattica lineare, basta l'idea che la didattica possa essere lineare. La vera sfida in termini educativi è decostruire anche la scuola, se vogliamo decostruire il pensiero. E la didattica decostruttiva oggi si sostanzia, una è quella che è chiamato flipped learning, cioè ribaltamento tra il momento dell'apprendimento, diciamo, teorico e l'elaborazione, no? Quindi si hanno i materiali di studio a casa e si fanno le esercitazioni a scuola. Si deve lavorare su quello che è chiamato forse microlearning, cioè la semplificazione per aumentare anche l'usabilità dei contenuti che vengono insegnati, perché abbiamo bisogno che lo studente, prima ancora di essere competente in qualcosa, abbia la plasticità neurale per affrontare, diciamo, i cambiamenti di stato entro cui quel dominio specifico dovrà misurarsi in futuro. Questo a livello di ricerca è stato aiutato da quelli che sono chiamati Learning Analytics. Ormai 10 anni che lavoriamo con i Learning Analytics, con più o meno, diciamo, capacità. Vi dico solo che l'eye tracking è utilizzato in Inghilterra, in Giappone, in Cina, in America, e praticamente ci sono delle telecamere che durante la didattica catturano lo sguardo di tutti i ragazzi per capire dove pongono l'attenzione, il tempo dell'attenzione, se una determinata didattica aumenta l'interesse o diminuisce l'interesse. Per cui oggi, diciamo, le metodologie didattiche stanno qualificando il momento dell'apprendimento leggendo l'interesse di chi abbiamo davanti. Il futuro, e qui va della conclusione perché i tempi sono purtroppo stretti, è un passaggio di paradigma. Anche noi siamo in metamorfosi, tutte le strutture sono in metamorfosi, anche la pedagogia è in metamorfosi. Quindi il futuro dell'ambito educativo non è più l'andragogia solamente quando ci rivolgiamo agli adulti, ma abbiamo quello che è chiamato negli studi anche americani, quello l'eutagogia. E l'eutagogia segna un cambio di paradigma importante ancora da interpretare da molti organi formativi.
che basa il suo presupposto se alcuni richiami, che chi apprende è interdipendente con altri soggetti, cioè la co-costruzione, ok? Con cui per esempio oggi l'artigiano che utilizza un artefatto digitale ha di fatto, perché in quel momento lui deve lavorare con più persone che hanno strutture cognitive differenti, culture differenti per realizzare un prodotto finale in cui riconoscersi, questo lavoro deve essere portato anche dentro le scuole. Non ci deve essere più quello che è chiamato, no, un legame direzionale tra chi apprende e chi insegna, ma deve essere basato su un patto negoziale. Nella metalmeccanica questo si chiama diritto soggettivo della formazione ed è anche quello che sta avvenendo come cambiamento del rapporto tra formazione continua e azione degli adulti. L'apprendimento non può essere lineare e non deve essere basato, badate bene, su quello che era considerata la didattica laboratoriale in ambito artigianale. Non basta più lavorare per problem solving. Problem solving rappresenta esattamente quello che erano 10-15 anni fa della struttura cognitiva. Oggi abbiamo bisogno di decostruire il problema per poter trovare una soluzione. Ciò che guida l'apprendimento non è più solo la motivazione interna, è l'idea che ognuno di noi è capace di ottenere ciò che progetta. Prima sentivamo il richiamo alla progettualità, la self-efficacy diventa centrale anche nell'apprendimento. E in ultimo, bisogna considerare i soggetti non più passivi rispetto alla formazione, all'apprendimento, ma veri e propri costruttori, i capability, i capacitazioni, di libertà realizzative rispetto ai propri percorsi di apprendimento, di senso e di percorsi lavorativi. Ecco, chiudo questa breve e veloce carrellata sulle modificazioni dell'apprendimento ricordando una Weltanschauung, visto che è stata richiamata la Weltanschauung, la richiamo anch'io, la richiamo con le parole di Papa Francesco. Papa Francesco, parlando ai giovani nel sinodo che è stato fatto, raccomandava di avere una Weltanschauung ben precisa. Vediamo se ve la riconoscete. Parlava così ai giovani, scrivendo: la parola artigiano evoca l'arte, la bellezza, l'operosità, la genialità, la creatività, l'unicità e la novità, la gioia dell'artista, uno sguardo verso ciò che ancora non c'è, ma è nei sogni, la pazienza dell'attesa e la costanza e minuziosità nel lavorare, il gioco di mani, mente e fantasia. L'essere o diventare artigiano di futuro è un atteggiamento permanente nella vita di un giovane, è ciò che lo fa giovane, e voi in questo compleanno siete ancora molto giovani. Grazie.